Vabbè, comunque arriviamo all'amore più travagliato della sua vita, che Sì. ovviamente è quello con Marc Caltagirone. Sì, cioè, Lei lo ricordiamo per settimane, poi per mesi, diciamo, è andata in una serie di programmi a raccontare di questa sua storia ma d'amore. io non C'era sono anche... andata in tanti programmi, diciamo che l'hanno raccontata più gli altri e che a oggi nessuno ha raccontato effettivamente come stanno le Ma adesso cose. ci arriviamo piano piano. Comunque, intanto non era vero niente, quindi la prima domanda è: come sta lei? Beh, non sto bene, purtroppo non sto bene, anche perché chi non ci passa non può capire. Quindi c'è l'inganno, c'è l'elaborazione del lutto di una persona che tu pensavi che ci fosse una famiglia e poi scopri in un modo veramente è terribile e ci stai male, ti senti proprio umiliata, mi hanno massacrata, c'è stata un'agonia mediatica ingiusta, sono stata un business mediatico, Vabbè, lei poi ne parleremo, ha fatto purtroppo. parte pure lei di quel business, ma lei... No, no, io non ho fatto parte di questo business, Vabbè. assolutamente no. Allora, sul Corriere della Sera Aldo Grasso ha scritto: Sì. l'evento televisivo più chiacchierato è una bufala, una fake news, il trionfo del trash più squallido. Che effetto le fa esserne stata comunque la protagonista? Mi fa male perché nessuno mai è andato a fondo a capire come stanno davvero le Beh, cose. insomma, è stata una dei grandi gialli italiani, Sì, uno ma dei misteri lo italiani. hanno fatto, Se l'ha ne- fatto la televisione, l'hanno fatto i giornali, non l'ho fatto io. Io sono andata pochissime volte perché ero dentro un sistema, mi avevano studiato da tempo e hanno beccato il mio momento dove ero più sensibile per colpire. È come il sarto che ti cuce a dovere un abito. Lei ha detto: la cosa che mi Sono ferisce di più... abilissimi. Adesso ci arriviamo. Lei ha detto: la cosa che mi ferisce di più è che intorno a Roberto Cazzaniga, che è il pallavolista vittima per 15 anni di una truffa amorosa, Esatto, si è formato un cordone di solidarietà. Quando è successo a me sono stata messa alla gogna. è vero. Diciamo che lei comunque non è stata creduta. Non sono stata? Creduta. Non sono stata creduta perché hanno dato hanno trasmesso delle cose che non corrispondono alla verità. Ci sono delle indagini in corso e nel tempo usciranno. Perché ci sono ancora delle cose che non si sanno. Certo, Tipo? e non le posso dire, Perché? perché ci sono delle indagini. In molti hanno dubitato della sua sincerità perché oggettivamente lei ha dato il suo contributo, lei attivamente, insomma, ha partecipato alla bufala, ha detto delle bugie. Quindi Che bugie ho detto? lei... Allora, chiariamo i punti. Che bugie ho detto? Ma io, guardi, io non voglio No, 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 rientrare beh, nella no. storia, nei dettagli, perché No, non è il allora, programma questo. no. Però quello che le voglio dire è Allora. che è legittimo mettere in dubbio la sua buona fede. Questo lei lo capisce, no? Bisogna spiegare le cose come stanno. Fino ad oggi non sono state spiegate e neanche questo è il programma perché ci vorrebbe tempo. Certo. Come lei non mi crede, non mi credono tante altre persone, perché sono una donna, Cazzaniga è un uomo poverino, una donna è una stupida, una cretina. No, però Anche ecco, quando diciamo viene che violentata, però mi cava, è colpa No, sua. no, beh, non può mettere però sullo stesso No, piano no, una a me è violenza, stata fatta una violenza da donna, gli dico psicologica. non metta sullo stesso piano una No, violenza mi è stata sessuale e fatta una cosa una del genere. violenza psicologica e anche fisica che lei non sa. Quindi se lei Senta, non sa... ma allora le chiedo una cosa, mettiamola così. È possibile che a un certo punto, che queste, diciamo, persone che le hanno costruito intorno questa truffa conoscevano le Si sue chiama sistema. conoscevano poi le sue fragilità e quindi Esattamente. sono andate dove sapevano di cogliere bene. Esatto. Dopodiché lei magari dice, lei comunque ha partecipato, no? E comunque nelle trasmissioni... Ma dove ho partecipato? Nelle Io mi sono trasmissioni... alzata e sono andata via, se si Nelle ricorda. trasmissioni qualche volta ci andava, immagino, anche giustamente pagata. Quindi è possibile che lei No, a un non sono certo... stata pagata. È possibile che lei a un certo non sono punto... andata, Non è non sempre sono stata gratis è pagata. andata. È possibile Sì. che a un certo punto lei si sia un po' resa conto di quello che le stava girando intorno e non sapeva neanche lei bene come uscirne. Questo è No, possibile? no, io mi sono resa conto di tutto quello che mi avevano fatto in uno studio legale, dove mi hanno messo davanti alla realtà. Questo. Cioè le hanno costruito una realtà, vuole dire? Non mi hanno costruito mi hanno fatto vedere quello che mi stavano facendo, quello che mi stava accadendo, che tutto quello per cui io stavo combattendo non esisteva. Questo. No, perché lei ha raccontato che l'aveva conosciuto, Marco Caltagirone, in televisione ha detto che l'aveva Io conosciuto, che lo non era sentivo, vero. dove ci scrivevamo. Ha detto che vi eravate incontrati, conosciuti fisicamente e poi non era Quando vero. tu vieni anche minacciata da un sistema,
Cioè lei ha subito delle minacce? Sì. Di che tipo? Minacce di Non che posso tipo? andare oltre. Cioè, però questo insomma è un punto importante, Certo che è un anche un punto punto importante a suo importante. favore, nel senso che... Sì, sì, ma io l'ho detto anche da Giletti questo. Allora, da Giletti, visto che lei cita il programma, Roberto D'Agostino le ha detto: avevi fatto i soldi con una storia inventata e accettata da tutte le televisioni. Quando Sì. uno finisce nel carrello dei bolliti perde la testa, la celebrità... Quando una... Le ha detto, quando Sì. uno finisce nel carrello dei bolliti perde la testa, la celebrità oggi è questa. No. Allora, io non ho guadagnato un centesimo. Proprio no. Anzi, il lavoro che avevo prima non ce l'ho più, non mi chiama più nessuno. Che cosa mi ha portato questa storia? Insomma, No. diciamo una pubblicità Faccio io la negativa, domanda. una Esatto. pubblicità negativa. Allora sarei proprio una stupida che mi sveglio la mattina dopo 45 anni di carriera, amata da tutti, e decido di inventarmi una cosa del genere. Sarei proprio una stupida, ma di quelle che proprio... È possibile che lei, diciamo, abbia assecondato il tritacarne mediatico pensando di dominarlo e finendone dominata? No, io sono stata ingannata, mi è stata costruita una trappola incredibile, Senta, ma crudele. se il sito Dagospia non avesse poi rivelato la verità, come sarebbe finita? Non lo so, magari non sarei qui. Cioè, Chissà ma dove quel sarei. matrimonio ci sarebbe stato No, pagato con un povero Cristo preso lì a far finta di non lo essere so, Marco invece lei si deve Caltagirone? domandare, chissà se io potevo essere ancora qui e potevo respirare. Questo si deve domandare. Cioè, lei mi sta facendo capire che è stata minacciata a tal punto che la sua vita stessa, che lei ha rischiato, questo mi sta Ho dicendo? rischiato, sì. Ma la vita? Sì, Vabbè, se ci dice così, però insomma è una cosa importante che sta dicendo. Che Vabbè. tipo di minaccia ha ricevuto? non lo già ho detto troppo. Cioè, comunque c'è un processo aperto su questo. Certo. Infatti grazie al mio avvocato